Ben ritrovati con i TG Flash di New Sicilia. Si lanciano nel tentativo di trovare ulteriori elementi utili i genitori Piera Maggio e Pietro Pulizzi, chiedendo a Matteo Messina Denaro o a chi per lui di farsi sapere dove si trova Denis Pipitone. Il legale della madre poi puntualizza: la speranza è che decida di riparare in parte ai reati che ha commesso, aiutando la giustizia a far luce sul caso. C'è anche un libro mastro tra i reperti rinvenuti e sequestrati nella casa cassaforte utilizzata da Matteo Messina Denaro a Campobello di Mazara. Mentre proseguono le indagini, diversi spunti provengono da questo taccuino che farebbe emergere una fitta rete di relazioni, anche sentimentali, che avrebbe intrattenuto negli ultimi mesi. Effetto saldi sotto le aspettative in tutta la Sicilia. A 15 giorni dall'avvio della stagione invernale dei saldi, Fismo Confesercenti Sicilia traccia un primo bilancio totalmente opposto alle previsioni iniziali. La ripresa attesa dopo gli anni 2020 e 2021 falsati dalla pandemia non c'è stata e le vendite si assestano ancora sotto rispetto al 2019, considerato da tutti l'anno della normalità. Il nuovo presidente dell'Ersu di Catania, architetto Salvatore Sorbello, si è recato in visita di cortesia dal rettore dell'Università di Catania, il professore Francesco Priolo. Rientrano negli obiettivi da raggiungere mantenere e cercare di innalzare gli standard dei servizi resi agli studenti universitari dell'Ateneo catanese, mirare a organizzare iniziative culturali di alto livello insieme a nuove sperimentazioni digitali. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà questa sera alle ore 20.